Eder. Mech. Pallister. Io sono la cugina di primo grado di Liliana. Io con mia cugina mi sentivo per telefono oppure tramite messaggi attraverso i social network. Io abitando in Slovenia se venivo a Trieste approfittavo per incontrarla e lei se veniva in Slovenia passava a trovarmi. L'ultima volta che ci siamo viste di persona è stato a Trieste verso la fine del mese di ottobre. Il giorno 16 dicembre leggevo sul profilo Facebook di Sebastiano, marito di mia cugina, un messaggio in cui comunicava la scomparsa di mia cugina dal giorno 14 e chiedeva un aiuto tramite il social. Io gli scrivevo se confermava che mia cugina Liliana fosse scomparsa e lui mi rispondeva con un sì. Non avendo il numero di cellulare di Sebastiano, chiamavo sul numero in uso a mia cugina e rispondeva Sebastiano, il quale mi comunicava che Liliana era sparita dalla mattina del martedì 14 dicembre. Lui mi riferiva che quella mattina come al solito si erano alzati. Avevano fatto colazione e poi lui aveva preso la bici per andare a fare un giro e nell'andar via salutava Liliana che era alla finestra. Lui mi diceva che quel giorno Liliana doveva scendere in città per delle commissioni ma non sapeva quali. Sebastiano ha continuato nel riferire che lui era ritornato a casa alle 10:30 per lasciare la bici per prendere l'auto e recarsi in città in quanto aveva delle cose da fare per ritornare a casa verso le 2:30. Sebastiano ha continuato a dirmi che lui poi ha aspettato il rientro di Liliana e solo dopo le 16 si è preoccupato della sua assenza. Di seguito sempre a dire che avrebbe contattato dei vicini di casa che in serata lo hanno convinto a fare denuncia per la scomparsa di mia cugina. Io gli chiedevo se mancava qualcosa a casa. Se avessero vistato fra le cose di mia cugina per capire come si fosse allontanata e lui mi rispondeva che non aveva cercato fra le sue cose ma che mancava una borsetta mentre i telefoni erano a casa. Gli ho chiesto se avesse fatto una ricerca negli ospedali e lui mi ha risposto di sì e che lei non c'era. Io gli ho chiesto perché non mi abbia cercata, perché non è andato a cercarla in giro con una foto e Sebastiano mi ha risposto che quel giorno era presto e che pensava che lei rientrasse. Io insistevo a dire a Sebastiano di farsi aiutare tramite la TV con le ricerche e lui mi diceva che era ancora presto. Il giorno dopo, mi pare venerdì 17, Sebastiano si è presentato a casa mia verso le 13. L'ho fatto accomodare in casa e lui mi ha ripetuto quanto riferito il giorno prima per telefono. Nella circostanza gli chiedevo se ricordava come poteva essere vestita mia cugina e lui mi diceva di non saperlo. Mi comunicava che la porta d'entrata l'aveva trovata chiusa normale e che le chiavi mancavano. Io gli chiedevo cosa pensava che fosse accaduto e lui mi rispondeva che forse Liliana era andata via con qualcuno in auto. A questo punto gli chiedevo se lui avesse il sospetto che Liliana abbia un amico o un amante e Sebastiano non ha risposto facendo una smorfia per poi dire, se ne poteva parlare. In questa circostanza lui manteneva la testa bassa e gli occhi chiusi. Io avevo 1000 domande da fargli ma di fronte a questo ho rinunciato. Di seguito lui mi ha accennato che il 16 dicembre 2021, aveva fatto una lavatrice e che aveva lavato anche delle cosette di Liliana. Poi Sebastiano mi ha fatto vedere dal suo cellulare un video in cui si vedono loro ad una cena fra amici che a dire di lui era avvenuta la sera di lunedì 13 dicembre 2021. Io vedendo il filmato avevo notato che mia cugina non aveva piacere di essere filmata e non mi sembrava particolarmente felice, come invece voleva evidenziare Sebastiano nel mostrarmi il video. Sebastiano mi comunicava che comunque in casa aveva trovato 2000 euro in una cassettina, 400 euro in un altro posto. Un estratto conto vecchio in cui si poteva vedere che Liliana aveva 100.000 euro sul conto. Aggiungendo che di quest'ultimo era stupito in quanto non era a conoscenza e pensava che Liliana avesse da parte 20 o 30.000 euro, ma non così tanti. Sebastiano mi ha anche detto che tutte le spese erano gestite da Liliana e che lui non aveva la firma in banca.
Io gli comunicavo che forse quella somma era anche dovuta al fatto che Liliana è da appena qualche anno in pensione e che quindi poteva essere la buona uscita. Subito dopo, e saranno state le 15 circa, lui andava via. Nel salutarci ci siamo abbracciati e mi pare che a lui scendesse una lacrima dagli occhi. Nei giorni seguenti non ho più sentito Sebastiano, ma lo seguivo sul profilo Facebook e quando pubblicava foto gli inviavo qualche commento sulla foto pubblicata. Sebastiano è ritornato a casa mia il 27 dicembre 2021, intorno alle 14, anzi è stata mia figlia che mi avvisava tramite un messaggio su WhatsApp del suo arrivo. Li raggiungevo e Sebastiano ci comunicava che poco prima lui era stato a Barcola a fare una passeggiata per sviare un po' la mente e che poi aveva deciso di venire da noi per una visita. Siamo ritornati a parlare di Liliana e Sebastiano ci comunicava di aver trovato la borsetta a casa con gli effetti personali dentro, ma che mancavano le chiavi di casa. Gli chiedevo dove avesse trovato la borsetta e lui mi diceva che era dentro l'armadio e che si era accorta di questa borsa la vicina di casa, che nel prelevarla dall'armadio aveva notato che dentro c'erano i documenti di Liliana. Sebastiano poi mi comunica di essersi accorto che la mattina che è scomparsa Liliana, ha notato che l'umido era stato portato via e non avendolo fatto lui, pensa che Liliana sia uscita solo con le chiavi per gettare l'umido e poi è sparita. Io a quel punto gli chiedevo se la porta l'aveva trovata chiusa a chiave o solo socchiusa, visto che Liliana secondo Sebastiano era uscita a gettare l'umido, e lui mi rispondeva dicendo che il proprietario della casa invitava a questo punto a cambiare la serratura, senza rispondere alla mia domanda. Mia figlia gli chiedeva come pensava di fare adesso senza Liliana e lui rispondeva di non saperlo, in quanto con 500 euro di pensione non sa come tirare avanti e di sapere che ci vogliono 10 anni. A questo punto Sebastiano si è fermato, ma penso che intendesse per avere i soldi di Liliana. Questo commento mi ha alterato in quel momento e sono uscita a fumare una sigaretta per calmarmi. Di seguito, dopo aver bevuto un caffè, lui poi è andato via. Non saprei dire che posti può frequentare Liliana, questo forse lo sanno le sue amiche. Io so solo che lei ama moltissimo il mare e lo preferisce al Carso e alle gite in bici. Lei amava nuotare e le piaceva andare sempre sott'acqua. Poi di sicuro un posto che lei amava è la zona in cui abitava con i suoi genitori, la casa sita in Scala dei Giaggioli numero 4, lì lei ha molti ricordi, belli e brutti, e dopo la morte della madre so che lei aveva cercato di comprarla quell'abitazione ma aveva desistito in quanto era troppo cara e necessitava di molte riparazioni. Non so se come ricordo affettivo poteva avere ancora una copia delle chiavi. Tutta la zona intorno a quell'abitazione, ovvero i campi di Cologna, la chiesetta con il bosco intorno ed il castelletto, erano sia per lei che per me molto cari in quanto là c'è la nostra infanzia. Lei è una persona pacata, sensibile, oculata nello spendere, metodica, di animo più che buonissimo, pronta ad aiutare tutti, non alza la voce, non grida e sempre con la testa sulle spalle. Lei se fosse fuggita l'avrebbe organizzata, programmata, in quanto lei è abituata a progettare tutto, ripeto, è metodica. Se lei doveva andare via, doveva aver con sé le sue cose, soprattutto quelle affettive, ovvero le collanine della mamma, il suo portatrucco, gli occhiali da vista, specialmente quelli da sole, e gli effetti personali. Liliana era difficile trovarla fuori casa non curata nel vestire, perfettina. Lei stava sempre attenta a uscire sempre con le cose in tinta e precise. Lei usciva portando sempre con sé i telefoni, l'orologio e con un braccialetto rigido ad anello regalato dalla madre e un braccialetto fino a treccia con su attaccati dei gingilli tipo una scarpetta. Una stellina se non ricordo male. Lei è piccola, circa 1,55 m, corporatura magra, capelli fini, grassi, corti di colore scuro con un ciuffo chiaro, li porta così da anni. Che io sappia non ha patologie,
Lei era particolare anche nel mangiare, metodica, lenta e piccoli pezzi alla volta. So che Liliana ha alcune amiche di lunga data di cui non so i nomi. Io non so se Liliana ha un amante. Posso dire che se Liliana doveva comunicarlo a Sebastiano non si sarebbe fatta problemi a dirglielo, e se doveva lasciarlo per questo, lei nel suo modo di fare avrebbe organizzato il tutto. Questo è solo un mio pensiero, ma penso che i soldi in casa potrebbero essere proprio per questo. Io penso che se Liliana avesse deciso di lasciarlo, i soldi erano per Sebastiano. Non lasciava nulla al caso. Vorrei aggiungere che Sebastiano sta mettendo in giro la voce che io e mia cugina abbiamo litigato. Questo non è vero. Vorrei specificare che Sebastiano è una persona particolare che noi in famiglia non l'abbiamo mai digerito, in quanto non è simpatico, non è di compagnia ed è molto particolare a livello di carattere. L'abbiamo sopportato per amore di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.